Eh sì, cioè, ci sta riprendendo, sì. Allora, Ciao. Raga, è buio. Bella ragazzi, siamo arrivati in centro. Avete presente quando fate un determinato lavoro che vi porta via un sacco di tempo? E quando arriva finalmente la persona o le persone che dovrebbero vederlo, non si rendono conto magari di tutto il lavoro che ci avete fatto dietro e finiscono per non comprendere il reale valore del vostro progetto. In questo video quindi parleremo di processo. Secondo Google, processo vuol dire successione di fatti o fenomeni aventi tra loro un nesso più o meno profondo, oppure modo di procedere in rapporto a un determinato fine. Un processo quindi che ci accompagna nella maggior parte delle azioni quotidiane e non. Stiamo aspettando la Valeria per fargli una sorpresa. Speriamo che non ci noti perché stiamo mimetizzando tra la folla. È arrivata la Valeria. Andiamo Giorgia. Andiamo Zazzi. Ma si stava tanto bene qua. Ralibardi, tu che cosa dici? Allora ragazzi, siamo riusciti a far commuovere la Valeria da questo bellissimo scherzo. Non se l'aspettava, il vero scherzo finito bene. Mettete un like alla Valeria. Ciao Valeria. Bella Valeria. Mettetevi le mani in faccia, grazie, grazie. Serata conclusa, è stato bello e niente, adesso torneremo a casa e ci facciamo una bella dormita e quindi passiamo direttamente alla giornata di Sabato. Bene, adesso bisogna fare la copertina per il video che voi avete già visto ed è quella del subwoofer, quindi devo andare a prendere il subwoofer, portarlo su in camera, poi fate una foto. Ma torniamo un attimo al concetto di processo e per capirlo meglio forse è necessario fare un esempio pratico. La maggior parte di noi, se non sa cosa fare, si guarda un tutorial, che in effetti il tutorial è la rappresentazione concreta di questo concetto. Quanti di voi sanno cucinare una lonza? E soprattutto, che cos'è la lonza? Riusciranno quindi i nostri eroi a portare a termine questo delicatissimo compito senza bruciare tutta la cantina della casa dei nonni di Guido? Vediamo come va. Allora, iniziamo questa festa. Bisogna preparare il porcello. Innanzitutto, per preparare il porcello o la lonza, accendiamo il fuoco. Per accendere il fuoco, come diceva mio nonno, ci vuole il fuoco. Ok, innanzitutto ci procuriamo questi legnetti secchi, li spezziamo con un accendino, quello possibilmente clipper. Andiamo ad accendere più parti della carta. Avete visto? Una merda. La diavolina non serve. Il fuoco è avviato. Adesso andiamo a prendere il porcello. È bellissimo. L'odore è potabile. Oh, siamo arrivati da Guido. Oh, il festeggiato, attenzione. Questa, come potete vedere, è la casa devastante dei nonni di Guido. La mitica panda cattiva, guardatela, guardatela. Allora ragazzi, siamo pronti, stiamo per buttare su il porco. Adesso andremo a preparare tutto bene il letto di bracci.
Ragazzi, fa caldissimo, voi non potete immaginare qua. Saranno 1000 degrees hot pepper. Dopodiché andiamo a posizionare questa che è importantissima, è la liccarda. Daniele, come la vedi questa operazione? Agra. Ragazzi, quando fa caldo e la situazione è insopportabile, bisogna spogliarsi. Ok Guido, ci siamo Guido? Chiavi inglesi? Chiavi inglesi per avvitare. Ok. Ok, abbiamo avvitato. Come potete vedere qua ho preparato un bellissimo sughetto a base di burro, panna, grasso animale, grasso vegetale. Vedete, questo qua è buonissimo, si posso anche bere. Oh sì, oh. Allora Guido ha compiuto gli anni, sono mezzanotte e 10 e sta tagliando la torta. Auguri Guido. Sei contento Guido? Sì. I just need to clear my head.